Insomma, te mi dici che il dottore è venuto a bere con te? Dai, L'ho convinto, Ma- l'ho portato. Sai tu dove che siamo andati a bere? Ecco, dai, sentiamo, dai. Siamo stati dalla Beppina Al-Qaeda, antica osteria Beppina Al-Qaeda. Mai sentito? Al-Qaeda. Al-Qaeda. Ma perché Al-Qaeda? Cosa vuol dire Al-Qaeda? Perché a mezzanotte scatta la legge della Sharia, cara. Alla Sharia musulmana? No! Cioè, ma che- ma che- che ne pericolo? No, ma che? A te guarda con perde oggi quando che è stufa, te fa Sharia che te bevi l'ultima ombra e dopo Sharia che te andasse a casa. E infatti Questa è la legge della Sharia. Sharia. Infatti ho ciappato il dottore, io ho detto dottore vieni che te porta a casa. Ecco. C'era Dio visitare un palo della luce. È passato dall'etica professionale a professione etilica. Così. Mi sono andato via a casa mia che sa fare fatica con son sano. Pensate quando che sono imbriaco. Mia moglie quella volta ha comprato 15 case a schiera. Una delle domande che ha, una in mezzo che ha comprato. Beh, per forza non si può mica Casa sapere. mia una in mezzo che ho detto al pittore, guarda, di che colore che te vuoi, ma fammi una croce su a me facciata e morta la Una croce, che novità è questa? Una croce? Perché una croce? Non so, per fortuna che quando che sono arrivata a che bande, ho cattato una signora che era Dio sarà ai balconi, ho chiesto informazione per orizzontarmi su a casa e la signora che fa, signora per piacere, è a casa suo marito, posso chiedere un'informazione? Questa signora poretta che era Dio. Sì, mi dica, è a casa suo marito per piacere, dovevo domandare che stai. Questa informazione io? No, mi fa, non è casa. Brava signora Marita. A venire a vedere se sono mi per piacere. Sarà pur venuto su con un Mi ha bastone. aperto la porta. Eh. Ieri mi fermo. Contenta? Contenta di rivederti?